nostro spettacolo è Moby Dick ed è una riduzione del grande romanzo di Herman Melville dedicato alla balena bianca. Francesco Niccolini, l'autore, ha distillato oltre 500 pagine di romanzo in 1 ora e 20, dove tutto quanto ora è scarno, la parola, l'intensità. Questo copione è fuso insieme alle musiche composte da Giorgio Albiani, che ha usato 6 chitarre diverse, quindi una partitura quasi una ballata, una partitura di parole e musiche che compongono questa produzione di Arca Azzurra. I ragazzi, a mio avviso, potrebbero, perché il teatro per i ragazzi è sempre una proposta, potrebbero vedere questo spettacolo perché è un'avventura, è un rischio. E a volte penso che l'adolescenza, l'età dei ragazzi, la gioventù, è l'età quella che sta più sul filo, che sta più in bilico, come i ramponieri sulla lancia che lanciava in mare Acab. E quindi sono nell'età del rischio, dell'avventura. È una grandissima avventura l'adolescenza, l'età dei ragazzi. E questa storia è la storia di una grande avventura e dell'incontro col prodigio dell'avventura, con tutte le conseguenze nel bene e nel male che questo può portare.